Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Ergastolo per Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, la sentenza della Corte d'Assise di Palermo per gli amanti diabolici di Cerda, condannati per aver ucciso il marito di lei. Il corpo non è mai stato trovato. Ho risposto per dimostrare la mia innocenza, interrogato questa mattina in tribunale a Catania l'ex assessore regionale Luca Sammartino, indagato per corruzione nell'inchiesta Pandora. Trapani, dopo 7 anni, si è chiuso con il non luogo a procedere il caso Juventa. Tutti prosciolti i componenti dell'equipaggio delle ONG accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Palermo al via il processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico. I legali dei 6 giovani imputati chiedono una nuova audizione della vittima. Nel nuovo identikit il volto del latitante Giovanni Motisi, ricercato da oltre 20 anni, è considerato il killer di fiducia di Riina. Temperature sotto la media stagionale, forte vento, una massa d'aria polare ha raggiunto la Sicilia, guastando il weekend, a rischio anche il 25 aprile. Calcio, il Catania si concentra sul finale di campionato, domenica contro il Sorrento, proverà a blindare la salvezza. Ancora ben trovati, in apertura del nostro telegiornale andiamo a Palermo, dove è stata emessa la sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di 2 amanti considerati diabolici che uccisero il marito di lei, era il 2019, e il cui cadavere non è mai stato ritrovato. Eva Spampinato. Carcere a vita per Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, gli amanti di Cerda nel Palermitano, accusati di aver ucciso il marito della donna, Carlo Laduca, e di averne fatto sparire il cadavere. La Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha condannato all'ergastolo i 2 imputati che erano presenti alla lettura del verdetto. Un delitto che sembra la trama di un film, a partire dai nomi dei protagonisti, gli amanti diabolici, fino al giallo del cadavere mai ritrovato. Sarebbe stato Pietro Ferrara, la mattina del 31 gennaio 2019, ad uccidere l'amico Carlo Domenico Laduca. Ferrara è l'ultima persona ad aver incontrato la vittima, come hanno accertato gli investigatori grazie ai tabulati telefonici e al GPS dell'auto di Laduca. Non è stato accertato invece se la moglie di Laduca, Luana Cammalleri, abbia materialmente partecipato al delitto, ma da quanto emerge dalle indagini lo avrebbe pianificato insieme all'amante. Il reale movente del delitto non è mai stato accertato, ma, dissero gli investigatori, dietro l'omicidio non ci sarebbe stato il sogno di coronare una love story ostacolata dalla presenza del terzo incomodo, bensì il timore della donna di perdere la casa in cui viveva con i figli, un casolare nelle campagne di Cerda, nel Palermitano, di proprietà di Laduca, che Luana avrebbe dovuto lasciare dopo la separazione dal marito. Vittima e assassina erano ormai ai ferri corti da tempo, tanto da aver avviato in tribunale le pratiche della separazione. All'idea di porre fine al matrimonio, la coppia era giunta dopo mesi di liti violente che avevano coinvolto anche la madre della vittima. E oggi a Catania l'interrogatorio di Luca Sammartino, ex assessore, l'ex vicepresidente della regione, indagato per corruzione nell'inchiesta Pandora. È andata per noi Giusy Lazzara. 3 ore e mezzo di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari valenti al primo piano del Tribunale di Catania. Si è presentato alle 9 del mattino il deputato regionale Luca Sammartino, indagato eccellente nell'inchiesta Pandora su presunte infiltrazioni mafiose nel comune di Tremestieri e Tneo. Sammartino è indagato per 2 casi di corruzione, il primo aver favorito il proprietario di una farmacia a Tremestieri e Tneo e il secondo riguarda 2 carabinieri che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da Cimici la sede della sua segreteria. Ho risposto a quello che mi viene contestato, che è la corruzione su 2 fattispecie specifiche, e ho risposto con grande serenità perché io non ho commesso atti di corruttela, ma soprattutto ho risposto per dimostrare la mia totale innocenza. Per quanto riguarda le microspie invece nel suo studio, insomma quello che poi le viene anche contestato fra le altre cose.
Ho risposto assolutamente per come era giusto rispondere davanti ai pubblici ministeri e al GIP, chiarendo e spiegando nel minimo dettaglio quello che mi veniva contestato. Dopo la notifica del provvedimento, Sammartino si è dimesso da vicepresidente e da assessore regionale all'agricoltura. Proseguo quotidianamente la mia attività politica, sono deputato regionale, sono sereno di portare avanti le mie battaglie per il mio territorio. E il suo legale, Carmelo Peluso, segna la linea difensiva. Ci sono novità, è quello di fare un appello al tribunale competente per poter richiedere la revoca della misura che è stata applicata dal GIP. L'inchiesta Pandora ha portato in carcere 6 persone, tra loro il sindaco di Tremestieri Santi Rando, che si è dimesso. È una brutta politica per rimbecillire gli italiani. È il commento di Carlo Calenda oggi in Sicilia, in particolare a Siracusa. Il suo è un commento alla luce dei fatti di cronaca degli ultimi giorni. Francesco Aloi. Bisogna smetterla di considerare che in Sicilia si prendono i voti solo prendendo i capataz che controllano i voti. I siciliani sono persone libere e devono decidere con la loro testa. Così Carlo Calenda, leader di Azione, in Sicilia per presentare il suo nuovo libro. Sono giorni di terremoto politico nell'isola, dalla regione ad alcuni comuni. Voto di scambio e corruzione macchiano i palazzi del potere. Non è più la politica come arte di governo, capacità di far accadere le cose. È una brutta politica che passa dal discutere di destra e sinistra per rimbecillire gli italiani a persone che ci campano sopra. Senza la politica il 90% dei politici sarebbe disoccupato. Fatti di cronaca che allontanano sempre più i giovani dalla politica e, dice Calenda, non solo loro. Forse si può finalmente fare una rivoluzione civile fatta di capacità di governo, di pragmatismo e non di vaffa. Ed è quello che sta facendo Azione e che lo farà in Sicilia. Per quanto difficile, per quanto ci siano le persone che ti vengono a dire io porto 30.000 voti, io controllo 40.000 voti. Una bufera arrivata alla vigilia delle europee. Intanto, in questi giorni, il nome di Draghi è tornato su tutti i giornali. Calenda è in corsa con un obiettivo principale: dare a Draghi un ruolo di punta in Europa. Sì, io credo che Draghi sia una garanzia per l'Italia e per l'Europa, per la sua capacità e per la sua autorevolezza, e noi sosterremo questa candidatura alla presidenza della Commissione europea. Dopo la tappa a Siracusa, domani sarà il turno di Messina e Palermo. E si è chiuso il caso Juventa, tutti prosciolti. Dopo 7 anni il procedimento penale appunto si chiude con la sentenza del non luogo a procedere. Ci spiega tutto Marco Gullà. Il fatto non sussiste. La sentenza del Tribunale di Trapani ha chiuso così, senza nemmeno aprire la fase dibattimentale, il processo per il caso Juventa. I 4 membri dell'equipaggio della nave dell'ONG erano indagati insieme ad altre 17 persone di Medici Senza Frontiere e Save the Children per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'inchiesta, partita nel 2016, era durata 4 anni. Si basava sul racconto di alcuni addetti alla sicurezza imbarcati sulla nave di Save the Children, che rivelarono a uomini dei servizi segreti come, in almeno 3 occasioni, le ONG si fossero accordate con i trafficanti di esseri umani, simulando inesistenti situazioni di emergenza e arrivando persino a restituire i barconi agli scafisti. Oggi la sentenza. La sentenza di oggi è una sentenza importante che restituisce un po' di verità dopo 7 anni di accuse infamanti e di attacchi contro le ONG. Eppure non è ancora il tempo di festeggiare, ci sono 6 persone al giorno che muoiono nel Mediterraneo centrale. Oggi è tempo che le istituzioni tornino a lanciare operazioni di soccorso nel mare. Questo processo è una delle origini del male, della diffamazione delle ONG, chiamate spesso a essere complici dei trafficanti, ha invece commentato l'avvocato dell'ONG tedesca. La Corte d'Assise di Agrigento ha condannato all'ergastolo il 46enne di Santa Elisabetta Roberto Lampasona, accusato di essere uno degli autori materiali dell'omicidio del pensionato di Raffadali Pasquale Mangione, ex impiegato comunale, ucciso a colpi di pistola il 2 dicembre 2011 nella sua abitazione in contrada Modaccamo, appunto in quella occasione ha svelato
svelare i retroscena della vicenda era stato Antonino Mangione, che si era autoaccusato di aver organizzato l'omicidio tirando in ballo uno dei figli della vittima, in un primo momento indagato con l'accusa di essere stato il mandante, prima di venire poi scagionato. E restiamo ancora alla giudiziaria con lo stupro di gruppo di Palermo. Oggi c'è stata la prima udienza preliminare. I legali dei 6 giovani indagati che sono alla sbarra chiedono intanto una nuova audizione della vittima. Marco Gullà. Ha preso il via oggi il processo ai 6 ragazzi maggiorenni che stuprarono la notte del 7 luglio la 19enne palermitana in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. La vittima oggi non era presente all'udienza davanti al GUP. La ragazza si trova in una casa rifugio in cui è stata portata dopo l'aggressione vissuta la notte di Pasquetta a Ballarò. La ragazza ha deciso di non venire anche perché non può venire, perché è in una situazione di libertà limitata. Ha dei momenti di alto e basso, come si può immaginare. Si è creata di lei un'immagine che le rende la vita impossibile, anche quando cammina per strada la fermano e le insultano. Di questo si tratta. La linea difensiva dei legali dei 6 giovani maggiorenni accusati di aver preso parte allo stupro di gruppo è legata a una nuova audizione della vittima alla luce delle nuove prove che gli avvocati degli indagati avrebbero raccolto. I legali dei 6 indagati vorrebbero che alla giovane venissero poste nuove domande sulla base di alcune acquisizioni. Le nuove prove, secondo gli avvocati, dimostrerebbero che la giovane non si sarebbe ribellata lungo il percorso verso il luogo dove poi è avvenuto lo stupro e non avrebbe chiesto aiuto ai passanti incontrati per strada. Ed emergono nuovi dettagli del gravissimo incidente di ieri appunto in una palazzina di Aci Sant'Antonio, siamo nel Catanese. L'uomo, Antonio, sarebbe morto infatti per soccorrere la donna che era rimasta bloccata all'interno dell'ascensore appunto della sua palazzina. Era stata proprio la donna a chiamarle l'allarme, appunto l'assistenza per essere liberata dall'ascensore, poi qualcosa sarebbe andata storta, il servizio. Antonio Pistone sarebbe morto per soccorrere una donna bloccata dentro un ascensore ieri pomeriggio da Sant'Antonio. Il 31enne avrebbe perso la vita mentre stava tentando di liberare la signora, che avrebbe chiamato i soccorsi proprio perché era rimasta intrappolata nell'ascensore della palazzina in via Marchese di Casalotto. Antonio è rimasto schiacciato tra la cabina e la porta di un piano non per un intervento di manutenzione come inizialmente si era pensato, ma per un intervento di soccorso. All'improvviso l'impianto si sarebbe rimesso in moto e per il ragazzo non c'è stato scampo. La donna bloccata nell'ascensore ha assistito con orrore a quei terribili momenti. I vigili del fuoco hanno poi estratto il corpo. Alcuni residenti dei palazzi vicini a microfoni spenti commentano la vicenda con dolore. Colpita la comunità castellese, dove la sua famiglia è proprietaria di un negozio di parrucchieri a Ficarazzi, dove anche lui dava una mano. Chi lo conosceva è ancora incredulo per l'accaduto. Aveva tanti amici per le sue attività, innanzitutto voluto bene perché il papà ha un'attività a Ficarazzi e quindi conosciuto dall'intera frazione, ma poi perché Antonio era uno che organizzava serate, un ragazzo che non si fermava mai e quindi conosceva tantissima gente. Una tragedia assurda anche perché sembra che l'ascensore qui non venga utilizzato perché è presente solo al piano sotterraneo e al primo, mentre piano terra e secondo ne sono privi, come racconta un medico di base che ha accesso nel palazzo da una porta secondaria. I carabinieri intanto indagano sulla vicenda. A distanza di mesi dalla morte di Matteo Messina Denaro parte la caccia al nuovo numero 1 della lista dei grandi latitanti. Si tratta di Giovanni Motisi. Ecco come apparirebbe oggi il suo volto invecchiato nel nuovo identikit. Manlio Viola. Un nuovo identikit basato sia sull'invecchiamento di una vecchia foto che sui tratti somatici dell'intera famiglia, realizzato dalla polizia scientifica con l'uso dell'intelligenza artificiale. Parte dal supporto tecnologico la nuova fase della caccia all'ultimo grande latitante della mafia dei Corleonesi. Giovanni Motisi, palermitano, classe 59, protagonista di grandi eventi criminali, è ricercato dal 1998 e dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro è diventato il numero 1 nella lista dei più ricercati del Ministero dell'Interno. La polizia nelle scorse ore ha diffuso il nuovo identikit di quello che viene accusato di essere stato il killer di fiducia di Totò Riina. Un identikit che siamo sicuri darà un grosso contributo all'attività investigativa e nello specifico alle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Palermo,
ma speriamo che possa anche essere utilizzata da qualche cittadino per fornire informazioni agli investigatori e per venire finalmente alla cattura di Giovanni Motisi. Scomparso dai radar da oltre 25 anni, Motisi è ricercato dal 98 per una serie di omicidi, dal 2001 anche per associazione di tipo mafioso, dal 2002 per strage. Su di lui pende anche una condanna all'ergastolo per l'omicidio del commissario Beppe Montana. Intanto continuano ad emergere dettagli sulla latitanza dorata e spudorata di Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti sono risaliti ad almeno altre 2 identità usate dal boss che, nonostante ricercato, viveva una vita normale e piena di impegni, da pranzi e cene in trattoria ai tatuaggi. Al tatuatore aveva detto di chiamarsi Vito Firreri, mentre all'operaio che gli riparò la lavastoviglie nel covo di Campobello di Mazara si era presentato come signora Verna. E a Messina la mobilitazione contro il ponte si sposta dalla zona nord a quella sud della città. Previste domani una serie di iniziative. Francesco Triolo. La mobilitazione No Ponte da Torre Fara arriva nella zona sud di Messina, lì dove a sorpresa tanti residenti hanno scoperto solo dai tabulati diffusi ad inizio mese di essere oggetto di esproprio. Domani la protesta si sposta a Contesse, dove il Movimento 5 Stelle allestirà un banchetto informativo rivolto ai cittadini della zona sud coinvolti dagli espropri per l'apertura dei cantieri per i lavori del ponte. Oltre 200 prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente al progetto del ponte sullo Stretto, quindi è lo stesso governo a dimostrare che quella del ponte è soltanto becera propaganda da parte del ministro Salvini, e ancora mancano le prescrizioni del Ministero dei Beni Culturali, perché l'area dello Stretto è un'area soggetta a tantissimi vincoli paesaggistici. Nel pomeriggio invece, sempre a Contesse, il comitato No Ponte ha organizzato un'assemblea per discutere anche dei temi degli asservimenti, alla presenza dell'avvocato Aurora Notarianni, legale di fiducia del WWF Messina, ma non solo. Anche nel comune di Villafranca Tirrena sarà attivo uno sportello informativo legale in favore di tutti coloro che necessitano di supporto nella vicenda degli espropri. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e torniamo tra poco. Vi porteremo a Catania per parlare ancora del tema della pedonalizzazione di appunto Piazza Federico di Svevia. A tra poco. Siamo tornati in studio, tema pedonalizzazioni a Catania, il comune accelera, ma per Piazza Federico II di Svevia trova l'opposizione di residenti e commercianti. Lunedì alle 14 l'incontro decisivo a Palazzo degli Elefanti. Tonino De Mana. È l'ultimo step di pedonalizzazione in centro, forse quello più complicato per le caratteristiche di Piazza Federico II di Svevia e perché i soggetti interessati, principalmente i commercianti, non sembra siano compatti. In molti lamentano l'assenza di parcheggi, altri sollecitano un piano viario adeguato, altri ancora chiedono un migliore collegamento con i mezzi pubblici. Tutto messo nero su bianco in una mozione sull'istituzione di nuove aree pedonali che ha visto favorevoli 26 su 28, unici astenuti Gianina Ciancio e il consigliere assessore Gelsomino. Se ne è parlato ieri sera in un acceso consiglio comunale dove il sindaco Tarantino ha ribadito la volontà di pedonalizzare Piazza Federico II liberandola dalle auto e contestualmente dai parcheggiatori abusivi e magari dai tanti ragazzini che scorrazzano i scooter. L'amministrazione comunale sembra tirare dritto e ribadirà i suoi concetti nel corso di un incontro con residenti e commercianti che si terrà lunedì alle 14 a Palazzo degli Elefanti. Non bisogna far morire il commercio nel centro storico di Catania, è stato ribadito in aula. La pedonalizzazione va bene, ma deve essere programmata e pensata, soprattutto vanno modificate molte tematiche che necessitano approfondimenti. Sul noto parcheggi, Trentino ha annunciato la creazione di nuovi stalli, verranno istituiti 30 in piazza Borsellino, 72 in via Azzurria, 49 in corrispondenza degli Archi della Marina e 95 all'interno dell'autorità portuale, e nelle ore serali AMTS garantirà un servizio navetta per collegare il parcheggio di via Plebiscito e piazza Vaccarini con il Castello Orsino, garantendo altri 80 posti per la sosta. E il fine settimana dei siciliani sarà guastato dal maltempo, in particolare dalle temperature che scendono sotto le medie stagionali, da forti raffiche di vento e anche dalla pioggia. Sicuramente colpa di una massa di aria gelida che ha raggiunto l'isola, che mette a rischio tra qualche giorno anche il 25 aprile. Desiree Ferlito.
Pioggia a tratti e raffiche di vento. Dopo un anticipo d'estate, durante lo scorso weekend, una massa d'aria polare marittima ha raggiunto la Sicilia, determinando un brusco calo delle temperature con maltempo e allerta gialla per le province di Palermo, Catania e Messina, con la presenza di neve sulle cime più alte dell'Etna. Ma nel fine settimana il tempo tornerà pian piano a migliorare con l'allontanamento di questa perturbazione verso la Grecia. Il tempo si manterrà tutto sommato buono, prevalentemente soleggiato, anche se nel corso della giornata, soprattutto di domenica, assisteremo al passaggio di un po' di nuvole stratificate, nuvolosità del tutto innocua, che però potrà in parte coprire il cielo in diverse aree dell'isola e quindi dare un po' di variabilità per quanto riguarda soprattutto la giornata domenicale. Un weekend dal sapore decisamente invernale, anche se già da domenica le temperature inizieranno gradualmente a salire. Il tempo si manterrà variabile anche per la prossima settimana e il 25 aprile il maltempo potrebbe guastare le tradizionali gite fuori porta. Una notizia: uno studente della seconda E liceo ginnasio statale Mario Cutelli di Catania, si chiama Lorenzo Paterniti, a cui vanno i nostri complimenti, si è classificato al primo posto per la sezione senior dell'edizione 2024 dei campionati nazionali di italiano ed è ora in gara per la finale nazionale dei campionati di lingue e civiltà classiche. Lo ha reso noto lo stesso liceo catanese. La finale si è svolta ieri e per la categoria senior si sono sfidati 42 partecipanti provenienti da tutta Italia. Ci fermiamo, c'è una pausa e ci occupiamo tra pochissimo del Catania Calcio. Il Catania prova a mettere da parte polemiche e veleni per concentrarsi sul finale di campionato. Domenica a Potenza col Sorrento occorre dare continuità alla vittoria nel derby contro il Messina per evitare brutte sorprese. Francesco Triolo. Nel chiuso dello spogliatoio il Catania sta cercando di trovare una quadra per concludere il suo campionato senza sorprese. La partita contro il Sorrento a Potenza rappresenta il bivio del finale di stagione, perché già domenica potrebbe dare la certezza di evitare i play-out. Ma occorre mettere da parte tutte le polemiche degli ultimi giorni e remare proprio per il bene comune, che è quello del Catania. Nelle ultime due partite Zeoli non avrà a disposizione Peralta, che ha accusato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Zammarini lavora per essere pronto con il Benevento. Situazione complicata quindi a centrocampo, dove restano indisponibili Teio e Sturaro. I due, secondo quanto confermato dal report medico diffuso dalla società, non sono ancora pienamente ristabiliti dopo i rispettivi infortuni e proseguiranno con gli allenamenti individualizzati. Va da sé che il reparto agli uomini contati e ci potrebbe essere spazio fin dall'inizio per Ndoi con Welbeck e Quaini. Contro il Sorrento non ci sarà Bois, squalificato per un turno, mentre Monaco sarà in campo dall'inizio. E a proposito dei difensori, confermata la retroguardia a 3, mentre sull'esterno a destra ci dovrebbe essere Rapisarda, a sinistra pronto Cicerelli, in attacco probabile ancora la coppia di Carmine Cianci. E questa sera su Telecolor il consueto appuntamento con Preview, nella trasmissione condotta da Marco Carli, fari puntati sulla sfida del Viviani appunto fra Sorrento e Catania, sugli incroci salvezza che vedono coinvolto anche il Potenza impegnato a Messina con il presidente Luca Giovannone. Infine si parlerà della Nissa dei record promossa in Serie D. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di serata.